Stamane si è riunito il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile che nasce da un protocollo d'intesa tra l'Unione Italiana delle Camere di Commercio e il Ministero dello Sviluppo Economico. Quali i ruoli? Io ho un mandato di 2 anni, dal 2012 al 2014, e ringrazio le donne imprenditrici che mi hanno eletto e spero di essere all'altezza di questo mandato, in quanto l'obiettivo principale è quello di sviluppare l'attività imprenditoriale nel nostro territorio, in modo particolare valorizzare la figura della donna appunto come voce nell'ambito e nei rapporti degli enti istituzionali, in modo particolare con la Camera di Commercio. Noi punteremo soprattutto, abbiamo infatti in cantiere diverse iniziative, tra le quali ricordiamo la formazione manageriale, in quanto oggi la donna deve essere formata prima di mettersi in proprio, quindi capire i rischi che ci sono nel fare attività in proprio. Un altro elemento molto importante, cercheremo di essere da supporto in tutte le sue esigenze, sia finanziari che assistenziali, quindi basti pensare che noi cercheremo di lottare affinché si abbia un accesso al credito facilitato, e poi un altro elemento molto importante ed è rilevante è la formazione, la conciliazione donna-famiglia-impresa. Questo comitato cercherà di aiutare tutte quelle che sono le iniziative lavorative. Agrigento offre tante opportunità da un punto di vista privato nell'ambito del lavoro, quindi siamo qui proprio per accogliere tutte quelle che sono le esigenze delle donne e formarle anche per quelle che possono essere le iniziative da attuare. In questo caso io rappresento, Coldiretti. Rappresento tutte quelle che sono state già in passato le attività produttive in ambito agricolo. Adesso stiamo portando avanti anche dei progetti che vanno appunto messi insieme con quelle che sono le esigenze della città.